insieme in cucina, sono Maria. Oggi farò i panini siciliani. Vado subito alla preparazione. Unisco tutti i liquidi. Latte, acqua, poi lo zucchero, il glucosio, lievito, sciolgo tutto. Unisco le due farine. Metto il sale. E l'olio. Impasto con le mani. L'impasto deve venire omogeneo e elastico. Così. Ho impastato 20 minuti. Ho riscaldato il forno. Adesso lo metto a lievitare in forno. Ora faccio delle pezzature di 100 g d'uno. Spiano col mattarello. Arrotolo su se stesso. Metto stretto. Spennello con l'acqua e poi li passo nei semi di sesamo. La prima lievitazione l'ho fatta fare di un'ora, adesso devo fare un'altra lievitazione di un'altra ora. Metto un panno bagnato sopra e li faccio lievitare. È passata un'ora, ora li inforno a 200 gradi per mezz'ora. Sono pronti, mesco. Questo pane è buono con tutto. Io adesso farò delle panelle e li mangerò così. Se la ricetta vi
vi è piaciuta mettetemi un like, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella. Ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao ciao, baci!